La sfida tra Gioiosa e Avola, valida per la 20ª giornata del girone B di eccellenza, metteva in palio punti pesantissimi per entrambe le formazioni. I biancogranata per allungare ulteriormente sulla zona play-out, gli avolesi determinati a difendere la seconda posizione e provare ad accorciare le distanze dalla capolista Modica. Gesto di grande sensibilità da parte della tifoseria gioiosana, che ha esposto uno striscione di vicinanza alla cittadinanza di Niscemi, duramente colpita nei giorni scorsi da una gravissima frana che ha messo in ginocchio l'intero centro nisseno. Poi l'avvio di gara è subito intenso e vede il Gioiosa partire forte. Al terzo Muschio si rende pericoloso con una conclusione deviata in angolo dalla difesa ospite, ma è solo il preludio al vantaggio. Al sesto minuto infatti lo stesso Muschio serve Pino, che al volo col sinistro batte Santillo e porta avanti i padroni di casa. 1-0 e prima rete in campionato per Pino. L'Avola tenta di reagire, al 15esimo ci prova con Dos Santos, ma il suo destro non impensierisce Paterniti. Al 32esimo è ancora il Gioiosa a rendersi pericoloso. Gorobsov calcia a giro dalla distanza, il pallone termina fuori di poco. Al 42esimo arriva l'episodio che accende le proteste degli ospiti. Alfò insacca sugli sviluppi di una punizione di rotella deviata da Garofalo, ma l'assistente Di Florio annulla la rete per un presunto fuorigioco dello stesso Alfò, decisione molto contestata dagli ospiti. Nella ripresa l'Avola riparte con maggiore aggressività e dopo un minuto reclama un possibile calcio di rigore, ma l'arbitro lascia correre. Al 51esimo però è il Gioiosa a colpire ancora. Muschio approfitta di una disattenzione della retroguardia avolese e con un tocco morbido supera Santillo in uscita, firmando il 2-0 e il suo settimo gol in campionato. Gli ospiti non si arrendono e trovano sulla loro strada uno straordinario Paterniti decisivo in più occasioni. Il portiere di casa non può nulla però al 58esimo, quando Figini, ben appostato sul secondo palo, spinge in rete da pochi passi la punizione di rotella, siglando il 2-1 che riapre la partita. L'Avola ci crede. Al 65esimo il neoentrato Negri tenta la conclusione deviata in calcio d'angolo. Nel finale il Gioiosa sfiora il colpo del definitivo KO. All'89esimo Muschio si invola verso la porta, ma Santillo esce con grande tempismo fuori area e salva i suoi. E l'ultimo grande brivido prima dell'assalto finale dell'Avola, respinto ancora da un super Paterniti che al 92esimo dice di no al sinistro di Fratantonio. Il 2-1 finale permette alla Gioiosa di tornare alla vittoria che mancava dallo scorso 3 gennaio, salire a 27 punti e consolidarsi a metà classifica con 9 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. L'Avola resta ferma a 39 punti e scivola al terzo posto, superata dalla Messana.